Conte a Roma incontra il ministro dell'Interno, nasce un protocollo di sicurezza che riguarderà non solo Treviso ma tutto il Veneto e dal Viminale il primo cittadino rilancia la questione stranieri, i loro reati in città aumentati del 40%. Intanto il ministro Nordio getta acqua sul fuoco delle polemiche di questi giorni, il sindaco è un amico, dice il problema sicurezza a Treviso sedimentato da anni. Parla per la prima volta e racconta la sua rinascita Marta Novello, sopravvissuta 4 anni fa all'accoltellamento da parte del quindicenne sul tema baby gang, dice bisogna fare di più. Processo tamponi rapidi in Veneto, assolti perché il fatto non sussiste, il dottor Roberto Rigolo e la dottoressa Patrizia Simeonato, la difesa, soddisfazione ma nessuno potrà restituire questi anni di sofferenza. Preso il via il processo per l'omicidio di Margherita Ceschina a Conegliano, in aula 2 dei 5 imputati, i difensori puntano all'illegittimità dell'uso a titolo di prove di chat e intercettazioni. Influenza vicina al picco, 240 ricoverati negli ospedali dell'ULSS 2, nessuno in terapia intensiva, la Marca è ancora ultima in Veneto per copertura vaccinale. Sport rugby, il 5 aprile il Benetton qualificato agli ottavi di Champions Cup affronterà la storica prima sfida, ma intanto c'è da pensare al campionato, Leoni già in Galles per la partita di domani sera. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque in primo piano. Torniamo a parlare di sicurezza a Treviso, lo aveva annunciato ieri e oggi c'è stato l'incontro a Roma da parte del sindaco di Treviso Mario Conte in qualità anche di presidente di ANCI Veneto con il ministro dell'Interno Piantedosi. Nasce un protocollo di sicurezza che riguarderà non solo il capoluogo della Marca ma come dicevamo tutto il Veneto, e dal Viminale il primo cittadino rilancia la questione stranieri dicendo i loro reati in città sono aumentati del 40%. Il ministro ha garantito rinforzi da un punto di vista degli organici, sono da poco arrivati nuovi agenti della Polizia di Stato, arriveranno ulteriori carabinieri nelle nostre stazioni territoriali. La missione romana porta in dote a Treviso e alla Marca almeno una cinquantina di uomini in più delle forze dell'ordine, non solo agenti di polizia ma anche carabinieri in arrivo per il giro di vite sulla sicurezza. Mario Conte strappa la promessa al ministro dell'Interno Piantedosi non solo come primo cittadino del capoluogo della Marca ma anche come presidente di ANCI Veneto, ed è qui la seconda novità dell'incontro con il titolare del Viminale. Insieme ad ANCI Veneto, quindi alla rete dei comuni veneti, stipuleremo un protocollo per la sicurezza dove il Ministero garantisce investimenti puntuali e straordinari destinati ai comuni veneti in modo tale da consentire a tutti i comuni, piccoli, medi o grandi che siano della Regione Veneto, di incrementare la rete di videocamere di sorveglianza. Sicurezza tema di scontro politico con l'opposizione ma anche con gli alleati di Fratelli d'Italia. E il primo cittadino torna a ribadire un concetto già espresso nelle scorse settimane ma stavolta supportato da un dato che ritiene inequivocabile. Nel confronto con Piantedosi e con le cifre del Viminale emerge che a Treviso il numero di reati commessi dagli stranieri è aumentato del 40% rispetto agli anni scorsi. Tenendo conto, spiega Conte, che rappresentano il 10% della popolazione, il numero assume una portata ancora più significativa. Questo è un dato di fatto che deve essere preso in considerazione sia dagli amministratori locali ma soprattutto dal governo, e devo dire che è forte la determinazione da parte del ministro Piantedosi e di tutto il governo di stringere da un punto di vista degli ingressi nel nostro paese e soprattutto trovare delle norme adeguate che possano consentire alle forze dell'ordine di liberare i nostri territori da quelle persone che vengono esclusivamente per delinquere. Un Conte che quasi contemporaneamente al ministro Nordio decide di chiudere la polemica innescata in queste ore con i meloniani, aprendo un fronte di impegno anche su leggi e norme. Lavoreremo insieme ai ministeri, quindi a Piantedosi, così come al ministro Nordio, per mettere mano alle norme che consentano di avere leggi chiare, rispettate da tutti, ma soprattutto lavoreremo per la certezza della pena. Conte chiama e Nordio risponde, verrebbe da dire un Carlo Nordio oggi a Treviso e che dice è necessario inasprire le pene per i minori, ha parlato di certezza della pena, quasi facendo eco proprio a Conte, e le sue parole, proprio le parole di Nordio, avevano innescato in questi giorni una forte polemica che però lo stesso Ministro della Giustizia oggi spegne gettando acqua sul fuoco di queste polemiche. Sentite. Io sono amico di Mario Conte e lo considero un ottimo amministratore.
L'ultima acqua sul fuoco, a 48 ore dall'innesco del rogo, la getta il ministro della Giustizia nelle stesse ore in cui a Roma Mario Conte incontra il collega di governo Piantedosi. Quella Treviso non è più una città sicura, aveva acceso le polveri politiche, ma Carlo Nordio si dice stupito della interpretazione data a una semplice opinione. Una opinione che è condivisa purtroppo da molti trevigiani, che la città non sia più sicura come una volta, soprattutto in certi momenti della settimana come il sabato. Naturalmente questa è una situazione che si è sedimentata per varie ragioni, soprattutto per la mancata integrazione di persone extracomunitarie che non hanno magari la nostra stessa sensibilità culturale. È un problema che coinvolge un po' tutti. Certamente non è imputabile né all'amministrazione né tantomeno alla vigilanza delle forze dell'ordine. Insomma, un problema non di oggi, un problema generale, dice Nordio, trovandosi sulla stessa linea di Conte nei concetti legati alla presenza di stranieri in città, alla certezza della pena e alla necessità di inasprire le pene nei confronti dei minori. Bisogna applicare le leggi che ci sono e poi riconsiderare in termini ampi quello che è il concetto di minore età, nel senso che fino a ieri si pensava che il minorenne, cioè l'inferiore di 18 anni, fosse una persona tutto sommato potenzialmente pacifica, magari un po' discola. Oggi invece abbiamo visto che ci sono addirittura casi di lesioni gravissime o addirittura di omicidi commessi da minorenni. Credo che una maggiore severità anche nell'applicazione della legge nei confronti dei minori sia necessaria. Queste dunque le parole di Nordio. Intanto poi ci sono loro, i commercianti, il presidente di Ascom Confcommercio Capraro, che dice bene i rinforzi ottenuti dal sindaco, ma servono anche nuove leggi. Il tema è sempre quello. Noi pronti, dice, a collaborare. Sentite. In realtà i fatti degli ultimi mesi a Treviso, come in altri contesti di pari dimensioni, anche di dimensioni più piccole, ci spiazzano. La situazione è peggiorata, c'è una degenerazione di tutta una serie di fenomeni. Aggressioni, risse, rapine e furti ad opera di giovani e gang più o meno baby. Anche i commercianti trevigiani sono preoccupati, sia talvolta come vittime di reati, sia perché l'insicurezza ha degli effetti anche sull'economia cittadina. La sicurezza aiuta la gente a passeggiare, a frequentare le strade e a farlo con uno stato d'animo sereno, che è lo stato d'animo che poi invoglia le persone a vivere la città e anche ad entrare nei negozi e anche a spendere e a consumare, come è giusto e normale che sia. Nel giorno in cui Lega e Fratelli d'Italia seppelliscono l'ascia di guerra, i commercianti chiedono a tutti interventi urgenti. Evidentemente bisogna intervenire. Il passaggio del sindaco col ministro è evidentemente un passaggio che indica la strada. È chiaro che non c'è solo una sensibilizzazione che abbiamo fatto, c'è un reale problema da risolvere, quindi ben venga la richiesta e soprattutto l'ottenimento dei rinforzi. Bene dunque per i commercianti l'ottenimento del potenziamento degli organici di forze dell'ordine, bene la videosorveglianza, ma serve anche qualcosa di più. Ciò che serve è una serie di leggi che permettano davvero di risolvere il problema e una serie di interventi come quelli di cui stiamo parlando che aiutino a risolvere il problema. Dal canto loro i commercianti si mettono a disposizione come sentinelle sul territorio. Una volta noi come cittadini, anche come esercenti, intervenivamo, richiamavamo, rimproveravamo un ragazzo perché magari si comportava per strada in maniera non educato, non civile. Oggi questo sembra non essere consigliato. Noi non lo chiediamo certamente ai nostri colleghi, noi invece chiediamo, cosa che stanno facendo molto bene, di essere pronti a segnalare. Questo sta avvenendo e questo è un aiuto per le forze dell'ordine. A proposito di forze dell'ordine, la questura che fa rimpatriare 3 stranieri erano irregolari sul territorio nazionale con anche reati pendenti.
In Italia dal 2002 aveva collezionato ormai innumerevoli reati contro il patrimonio in materia di stupefacenti, una vera e propria carriera criminale che lo aveva portato a essere più volte condannato in via definitiva. È stato rimpatriato il 47enne cittadino marocchino entrato clandestinamente nel territorio più di 20 anni fa. Il provvedimento da parte della questura di Treviso Alessandra Simone a seguito del provvedimento di espulsione emanato dal prefetto di Treviso per pericolosità sociale. Il 47enne è stato dunque imbarcato su un volo con destinazione Casablanca. Non la sola disposizione emanata in questi giorni dalla questura, eseguite altre 2 espulsioni nei confronti di un 34enne albanese e un 51enne brasiliano, entrambi entrati in Italia per motivi di turismo senza mai regolarizzare la propria posizione. Il 34enne è stato accompagnato alla frontiera aerea di Treviso imbarcato su un volo con destinazione Tirana, mentre il 51enne è stato condotto alla frontiera aerea di Malpensa, dove è stato imbarcato in un volo diretto a San Paolo, in Brasile. E anche di baby gang ha parlato oggi Marta Novello, lo ricorderete, la giovane che 4 anni fa sopravvisse alla brutale aggressione con coltello da parte di un allora quindicenne a Mogliano Veneto, un fatto che fece scalpore. È una storia di rinascita, dice: sono stata fortunata, ora si guarda al futuro. Storia di rinascita perché Marta Novello era presente insieme a tante altre personalità come Sabrina Salerno alla presentazione del libro Sanità di Eccellenze, storie di persone che si incrociano con le competenze del personale dell'ULSS 2. Sentite. Sono stata molto fortunata e quindi di far tesoro ogni giorno della vita che abbiamo di fronte. Aveva 26 anni Marta Novello quando è stata accoltellata per 20 volte mentre faceva jogging a Mogliano. 4 anni dopo, lontana dai tribunali, parla di cosa c'è stato tra quel 22 marzo e oggi in cui insegna inglese in una scuola media. La terapia intensiva, i ricoveri, le visite, il processo. L'esperienza che ho avuto è stata estremamente positiva per quanto riguarda la sanità, ma non solo, e quindi mi porto a casa un ricordo positivo di questa esperienza estremamente negativa. È stata un'esperienza che senz'altro ha segnato la mia vita, però è importante andare avanti, non c'è una vera e propria fine quanto un continuo, ecco, bisogna andare avanti e cercare di fare tesoro di quello che c'è stato e della vita che si ha di fronte. Il calvario causato da un quindicenne a cui è stato riscontrato un lieve e parziale vizio di mente. Torna al tema del disagio giovanile, delle violenze compiute da minorenni che riempiono le pagine di cronaca e di cui Marta, suo malgrado, è stata vittima. Credo sia molto importante fare un lavoro di prevenzione per diffondere consapevolezza su questo tema e stare vicino ai giovani in un momento delicato della loro crescita. Credo che lavorare si possa lavorare anche in silenzio, però insomma non so come dire, però credo che già molte persone stiano facendo qualcosa, senz'altro si può fare di più. È una storia di rinascita e resilienza, la sua come lo è quella di tante persone che ogni giorno affrontano sfide difficili come quelle causate dalla malattia. È infatti in occasione della presentazione del libro ULSS 2 Sanità di Eccellenze che hanno raccontato le loro vite testimonial d'eccezione curati dall'azienda sanitaria della Marca. Mettere appunto l'accento sulla prevenzione. Io in questo ospedale sono stata accolta, sono stata, come dicevo prima, tranquillizzata anche perché ero molto spaventata. Sono caduta veramente per tante settimane, ho camminato con accanto una persona al mio fianco, era la paura, ma una paura sorda. Ti aggrappi quindi a qualsiasi frase che un medico può dirti, quindi mi sono aggrappata alla speranza che loro mi davano, a quelle frasi positive. La mia esperienza è stata positiva perché altrimenti non sarei qua. A raccontare la loro storia ognuno con un'esperienza medica differente anche il ministro Carlo Nordio, Ottavia Piccolo, Aldo Serena, Fabio Ongaro, Paolo Fassa, l'influencer Nicola Canal, Luca Cracco. Un abbraccio di un'infermiera coi bambini che lei stessa ha aiutato a guarire, la copertina del libro. È una squadra dell'ULSS 2 che ha come principio fondamentale, a cui noi crediamo tutti, che è quello dell'umanizzazione. Non a caso il nostro libro parte con un abbraccio, perché l'abbraccio è il senso veramente del prendersi cura della persona.
La cronaca giudiziaria riguarda anche in un certo senso, anzi sicuramente la sanità. Parliamo del processo tamponi rapidi in Veneto, assolti perché il fatto non sussiste il dottor Roberto Rigoli e la dottoressa Patrizia Simeonato. Accolta l'istanza delle difese, il processo si chiude in anticipo, resta però l'amarezza, dicono gli avvocati, per tanti anni che non verranno di sofferenza, che non verranno restituiti. Assolti perché il fatto non sussiste e a processo ancora in corso la parola fine sulla vicenda tamponi rapidi che aveva segnato il Veneto nei mesi più bui della pandemia da Covid-19 arriva in anticipo da un'aula del Tribunale di Padova. Il giudice ha assolto il dottor Roberto Rigoli e la dottoressa Patrizia Simeonato, all'epoca dei fatti rispettivamente coordinatore delle microbiologie del Veneto e direttrice generale di Azienda Zero. I due erano accusati in concorso di falso ideologico e turbativa d'asta, soddisfatto illegale di Rigoli e Simeonato. Il dottor Rigoli è innocente, è risultato in maniera assolutamente evidente. Non è stato nemmeno necessario finire il processo. Erano stati ascoltati soltanto una parte dei testimoni che avrebbero dovuto dimostrare la responsabilità del dottor Rigoli. Ecco cosa è accaduto. L'articolo 129 del Codice di procedura penale prevede che il giudice possa pronunciare immediata sentenza di assoluzione quando, a processo ancora in corso, risulta evidente in modo assoluto l'innocenza dell'imputato. Si è acclarato che il dottor Rigoli si è comportato durante la pandemia in modo corretto ed assolutamente professionale, senza mai risparmiare le sue energie e contribuendo anche in maniera decisiva alla salute pubblica. Abbiamo quindi un sentimento di soddisfazione, si unisce anche un sentimento di tristezza però, perché il nostro legislatore ha fatto molti sforzi per fare sì che vadano a processi soltanto i procedimenti che lo meritano ed invece qui è andato a processo una contestazione che era destituita di ogni fondamento in fatto ed anche scientifica. L'indagine era partita dopo un esposto che contestava la validazione scientifica dei tamponi rapidi acquistati dalla Regione Veneto dalla casa farmaceutica Abbott e utilizzati per il tracciamento dei contatti e delle positività durante la seconda ondata della pandemia. La difesa del dottor Rigoli ha sempre sostenuto che non spettava a lui una ricerca scientifica, visto che i tamponi avevano già il marchio CE. Il dottor Rigoli, presente in tribunale a Padova, ha accolto con sollievo la sentenza. Il dottor Rigoli ha dovuto subire, e la sua famiglia, un processo mediatico che ha causato importanti sofferenze. Questo non potrà mai essergli restituito. Da un processo a un altro, ma è un processo questo che ha preso formalmente il via a Treviso, è quello per l'omicidio di Margherita Ceschin a Conegliano. In aula oggi 2 dei 5 imputati. I difensori puntano alla illegittimità dell'uso a titolo di prove di chat e intercettazioni. La fase iniziale del processo, quindi abbiamo svolto le nostre questioni di carattere preliminare che sono molto delicate, molto tecniche e sicuramente molto combattute, perché dalla risoluzione di queste ne discenderà sicuramente un esito piuttosto che un altro del processo. Avvio formale del dibattimento per la morte di Margherita Ceschin, la 72enne uccisa il 23 giugno di 2 anni fa a Conegliano da una banda, questo l'impianto accusatorio della Procura di Treviso, assoldata dall'ex marito Enzo Lorenzon, imputato per omicidio volontario aggravato insieme ad altri 4 complici. In aula José Matteo Garcia, considerato uno degli esecutori materiali del delitto, insieme a Sergio Lorenzo, invece assente. Presente Candy Rodriguez, che avrebbe fatto da mediatrice nel reperimento dei killer, così come Juan Maria Guzman. Le eccezioni dei difensori puntano principalmente sull'illegittimità dell'uso di chat e intercettazioni ai fini probatori. Ma le intercettazioni hanno costituito in questo processo non soltanto la prova principale, probabilmente l'unica prova di questo processo. E peraltro, al di là della legittimità dei decreti che hanno portato all'acquisizione delle intercettazioni, un processo che si basa esclusivamente o quasi esclusivamente sulle intercettazioni telefoniche ambientali è un processo dove la valutazione da parte del giudice deve essere ancora più attenta proprio per la interpretazione che le comunicazioni
determinano. Come cambierebbe la posizione dei suoi assistiti se le intercettazioni dovessero non essere acquisite? Radicalmente, e non lo diciamo noi, l'ha detto sostanzialmente anche la Suprema Corte di Cassazione, che quando ha dovuto valutare il fatto prescindendo dall'aspetto tecnico ha detto che era impossibile identificare dei ruoli ben precisi di tutti gli imputati, tanto da annullare per vizio motivazionale l'ordinanza cautelare originaria. Domenica rientrerà in Italia il sesto componente del gruppo, Joel Lorenzo, per lui un procedimento a parte. Per i 5 imputati per cui si è aperto il processo, udienza rinviata al 20 febbraio quando si inizierà a entrare nel merito del delitto, di cui Lorenzon, 81enne, sarebbe stato il mandante perché stanco di pagare l'assegno di mantenimento dell'ex moglie. I difensori sono determinati a giocare tutte le carte a disposizione. Come vi aspettate prosegua? Combattuto. Lasciamo per un attimo la cronaca giudiziaria, fra poco ci ritorneremo, ma ci ricolleghiamo con il sindaco di Treviso Mario Conte, che non ha lasciato Roma. Non ha lasciato Roma perché ha proseguito oggi la sua giornata nella capitale. Lo dica lei per fare cosa, sindaco? Buonasera intanto. Ho avuto l'onore, buonasera e grazie per questa opportunità di collegamento, di incontrare il presidente Mattarella, che ha voluto celebrare questo riconoscimento europeo della città di Treviso e dei cittadini trevigiani, e quindi è stato per me davvero un grande onore e orgoglio portare la comunità trevigiana presso il Quirinale, e quindi abbiamo avuto modo di confrontarci, abbiamo spiegato quanto bravi sono i trevigiani nel cambio di mentalità, abbiamo spiegato che da noi la parola sostenibilità è accompagnata da tante buone pratiche quotidiane, abbiamo spiegato anche che abbiamo tanta strada da fare ancora, però la direzione che abbiamo preso è quella giusta, ce lo dice la comunità europea e ce lo dice oggi anche il presidente Mattarella, che tra l'altro gradisce molto la nostra città e mi ha promesso che vuole venirci a trovare proprio a Treviso, e quindi chissà che a breve non avremo anche la sorpresa di una visita del presidente Mattarella nella nostra città. Beh, ma ce la dica tutta, quando potrebbe essere più o meno? No, non abbiamo ovviamente parlato di date magari, però l'apprezzamento di Mattarella nei confronti della città di Treviso e della marca trevigiana è stata davvero emozionante, e quindi io ho ribadito l'invito. Ricordo che l'anno scorso abbiamo schivato la possibilità che lui partecipasse alla celebrazione per gli 80 anni del bombardamento del 7 aprile del 44, quindi nel 2024 abbiamo davvero per poco schivato la sua presenza, però ci tiene a venire, quindi speriamo nei prossimi mesi di averlo nella nostra comunità. Sarebbe davvero una grande emozione per tutti. Però intanto il sindaco è andato al Quirinale, quindi nel suo ufficio, per celebrare appunto il grande impegno sociale che la comunità trevigiana ha dimostrato attraverso tanti piccoli gesti quotidiani che fanno di Treviso la Green Leaf europea, quindi la Green Capital per le città sotto i 100.000 abitanti. Ricordo che è la prima volta che una città italiana riesce ad ottenere questo prestigiosissimo riconoscimento europeo, che è anche una grande responsabilità per il futuro. È una questione di eredità. Che città vogliamo lasciare in eredità alle future generazioni? Ecco, noi vogliamo lasciare una città più verde, meno inquinata e più pulita, e quindi ci impegniamo tutti per questo obiettivo. Come prosegue la sua serata romana? Torna a Treviso però domani? Sì, no, rientriamo anche perché i cantieri a Treviso sono tanti e voglio seguirli in prima persona, nonostante ho una squadra straordinaria che mi supporta, e quindi però sapete che io ho la passione dei cantieri e quindi c'è tanto da fare, e quindi adesso mangiamo una cacio e pepe e rientriamo, facciamo così, no? Perché vogliamo essere ma non è che, visto che a Roma magari incontra anche Salvini o Meloni per parlare di politica, non so, per regionali? No, sono troppo impegnati, però al di là delle battute non c'è stato modo per incontrarci in questi giorni, soprattutto con il ministro Salvini che ho sentito telefonicamente, però ho incontrato questa mattina il ministro Piantedosi per affrontare il tema della sicurezza urbana nella nostra città e nei comuni veneti, perché
abbiamo stipulato un importante patto per la sicurezza dei comuni veneti con un protocollo che sigleremo nei prossimi mesi, tempo tecnico di realizzarlo, dove c'è un impegno concreto da parte del Ministero a finanziare per esempio le installazioni delle videocamere di sorveglianza, incrementare gli organici delle forze dell'ordine. Quindi abbiamo ottenuto un risultato importante per i comuni veneti, piccoli o grandi che siano, e oggi c'è stata poi la celebrazione da parte del Presidente Mattarella della città di Treviso, e quindi il Presidente Mattarella celebra ogni singolo cittadino della nostra comunità che con grande impegno ci aiuta a rendere sostenibile la nostra città. Benissimo, allora buona cacio e pepe al sindaco e al suo staff, grazie. Grazie a voi, buona serata e un saluto a tutti i trevigiani. Grazie al primo cittadino di Treviso. Noi torniamo alla cronaca giudiziaria, lo dicevamo prima. Stavamo parlando del delitto Ceskin, poi c'è stato un altro caso davvero eclatante di questi anni, lo ricorderete, il caso Miglioranza, nuova ispezione nella casa andata a fuoco a Castagnoli di Paese, in cui trovarono la morte nel giugno 2020 Franca Fava, 68 anni, e l'amica Fiorella Sander, di 72, e di cui è stato riconosciuto responsabile il marito della Fava, Sergio Miglioranza, condannato, come sapete, all'ergastolo su richiesta della Corte d'Appello di Venezia, a cui i difensori di Miglioranza, gli avvocati Rossella Martini e Fabio Crea, hanno presentato ricorso. Sono stati tolti i sigilli all'abitazione per eseguire una ispezione mirata ad accertare la dinamica del rogo e gli inneschi che hanno poi portato alla distruzione della casa in cui sono rimaste intrappolate le due donne. Secondo gli avvocati, Miglioranza non può aver acceso in poco più di un quarto d'ora 9 inneschi nel perimetro dell'edificio e 2 all'interno. A oltre 20 giorni dalla tragedia, sabato alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di San Gaetano di Montebelluna, i funerali di Lavenda, la bimba di 1 anno e mezzo morta in ospedale dopo essere stata colpita dall'arresto cardiaco in culla lo scorso 30 dicembre, lo ricorderete, la tragedia. Sulla tragedia la procura ha aperto un fascicolo, come sapete, per omicidio colposo, ma senza indagati. Dall'autopsia è emerso che sul corpo della piccola non sono stati trovati evidenti segni di violenza, appunto, esterni. Ancora la cronaca, prima di andare in pubblicità parliamo di una casa svaligiata a Villorba, il fenomeno dei furti che resta sempre una piaga, nel mirino in questo caso la frazione di Fontana. Io sono tornato da lavoro alle 7:30 di sera e mi sono ritrovato, una volta entrato in casa, la casa un po' su quadro, e niente, mi sono reso conto che erano entrati i ladri. È una geografia desolante quella dei furti in casa. Nella mappa dei malviventi è finita Fontane di Villorba, via Gramsci con un colpo riuscito e un tentativo nello stesso pomeriggio in via Ragazzi del 99. In via Gramsci in azione forse un ladro solitario armato di piede di porco, obiettivo l'abitazione di una giovane coppia. Hanno forzato la porta, non la porta principale d'entrata, ma una porta che dà verso l'esterno, una porta finestra. E basta, hanno rovistato sia il piano inferiore che superiore e hanno portato via un orologio, alla fine nulla di più. Indenni i 2 cani abituati a restare dentro casa nel loro recinto. E per fortuna, dico io, che erano dentro la gabbia, perché non si sa mai, magari entrava e il danno più grande poteva essere un infortunio importante al cane. Resta l'amarezza per la violazione di casa propria, dei propri spazi. Purtroppo dispiace che accadano queste cose, però non, insomma, siamo inermi di fronte a queste cose. La coppia ha sporto denuncia ai carabinieri. Tra le tracce lasciate dai ladri anche l'impronta di una scarpa. Nel mirino, puntualmente, preziosi e contanti. Uscendo ho trovato 5 euro per terra, per cui forse ha lasciato il resto. Adesso la pubblicità, poi parleremo anche di crisi aziendali, di picco di influenza, di sport e non solo, andremo anche a Castelfranco. Rieccoci in diretta, dunque ripartiamo con il telegiornale di Treviso per parlare di economia e di lavoro. Nel 2024, appena concluso, l'unità di crisi della Regione del Veneto si è occupata di 71 crisi aziendali per un totale di 14.000 lavoratori. Di queste 43 sono casi ancora aperti, ce ne sono alcuni anche nel Trevigiano. A fare il punto stamani è stata l'assessore regionale al lavoro Valeria Mantovan.
che le nostre eccellenze vanno preservate, la maggior parte è fatta di piccole e medie imprese che in momenti di di profondi cambiamenti devono avere anche il supporto delle istituzioni. Dalla sua fondazione nel 2012 ad oggi, l'unità di crisi della Regione Veneto ha gestito 350 tavoli di trattativa con il coinvolgimento diretto di circa 61.000 lavoratori. Subentrata ad Elena Donazzan nel settembre dell'anno scorso, il nuovo assessore regionale al lavoro, Valeria Mantovan, traccia un bilancio dell'attività nel 2024. Sono stati gestiti 71 tavoli di crisi complesse per oltre 14.000 lavoratori ed oggi, al termine di questo anno e quindi per il 2025, ci approntiamo ad affrontare i 43 tavoli che sono effettivamente rimasti aperti, che richiederanno chiaramente la prosecuzione del nostro impegno in questo senso. I comparti che hanno presentato più casi di crisi aziendali nel 2024 sono metalmeccanico, logistica, tessile e alimentare. Quest'anno gli osservati speciali sono soprattutto due settori. Abbiamo proprio per questo fatto 2 tavoli settoriali, uno legato all'automotive e uno legato alla moda, che vedranno a breve la convocazione di ulteriori tavoli più tecnici, e però mi sento anche di dire che si parla del metalmeccanico che in qualche modo cresce nella richiesta di intervento da parte della Regione, anche un po' per cultura sindacale, perché sono molto più abituati a richiedere il nostro intervento in questo senso. Quello odierno è un mondo attraversato da un'evoluzione economica continua legata a dinamiche internazionali o allo sviluppo di nuove tecnologie in grado di cambiare rapidamente gli scenari e in cui la gestione delle crisi aziendali, anche in Veneto, può doversi confrontare con grossi gruppi multinazionali dall'enorme fatturato. In questi casi, pubblicizzare la crisi può rivelarsi la scelta vincente. Spesso mettere in campo il rischio di una reputazione, un attacco alla reputazione è un elemento che ha giocato in passato. Dalle cifre dell'economia e nella pagina bellunese vedrebbero proprio un focus sulla situazione di Belluno per quanto riguarda le crisi aziendali. Dicevamo dall'economia alla sanità con altre cifre, quelle dell'influenza, un'influenza che si avvicina al picco. Ci sono 240 ricoverati negli ospedali della Marca trevigiana e la situazione delle vaccinazioni, della copertura vaccinale nella Marca trevigiana si conferma ultima in Veneto. 240 ricoverati e questa volta per l'influenza, quindi sindrome influenzale vera e quindi non più para-influenzale, rino, eccetera. Diciamo che abbiamo soprattutto persone anziane, nessuno in terapia intensiva. Ricoveri in aumento a causa dell'influenza, atteso in questi giorni il picco. A far temere di più la variante cosiddetta australiana che preoccupava le aziende sanitarie per la sua aggressività. Sta solo facendo tanti ricoveri, questo sì, perché abbiamo aumentato i ricoveri, però per fortuna i danni previsti, quindi sia a livello diciamo di sofferenza cerebrale, sia a livello sofferenza polmonare, quindi ricoveri in terapia intensiva, ancora no. Solo 3 i ricoveri per Covid. La campagna vaccinale è andata bene, come al solito noi siamo il fanalino di coda. Quest'anno siamo andati oltre il 50, siamo intorno al 54-55, gli altri anni eravamo al 48, però gli altri hanno vaccinato di più. Noi paghiamo un po' una fascia di popolazione che decide di non vaccinarsi, chiamiamoli Novax, chiamiamoli come volete, ma decide di non vaccinarsi. Noi rispettiamo tutti e quindi facciamo quello che possiamo fare. 54,5% la copertura vaccinale stimata nella Marca, lontana dall'obiettivo fissato al 65%. Nonostante l'aumento consistente di ricorso al vaccino, circa di 6 punti percentuali in più rispetto al 2023, Treviso si conferma l'ultima provincia veneta per vaccinazioni. Adesso cambiamo argomento, andiamo a Castelfranco Veneto, al via domani il riordino del mercato settimanale di Piazza Giorgione. Parte la prima fase, una fase sperimentale di nuova conformazione, diciamo così, del mercato, quindi con uno slittamento di banchi in maniera tale da liberare i nostri plateatici di Piazza Giorgione e poi anche uno spostamento che in primis viene dettato da una sicurezza stradale. Al via a Castelfranco il riordino del mercato settimanale del martedì e venerdì in Piazza Giorgione. Dopo 2 anni di lavori che hanno visto affiancate con l'amministrazione comunale, la polizia locale,
locale, Consorzio BIM, associazioni di categoria, parte la fase sperimentale di nuova conformazione del mercato con il duplice scopo di liberare i plateatici di Piazza Giorgione e soprattutto mettere in sicurezza l'area, eliminando il passaggio continuo di pedoni diretti ai banchi della frutta. Con l'eliminazione di quelli che sono gli attuali banchi di frutta e verdura posizionati su Passeggio Dante e che prenderanno poi parzialmente forma nella loro posizione pre-Covid e quindi nell'area dell'ex Pesa, e un parziale verrà reinserito all'interno del mercato. Maggior decoro e sicurezza per i pedoni, anche perché nell'area transitano i mezzi pubblici che servono la città e le scuole. Abbiamo ridisegnato degli spazi, ridefinito, cercando chiaramente di tenere conto di tutti gli interessi che vanno a toccare queste 2 mattinate in Piazza Giorgione. La fase è sperimentale e se dovesse presentarsene nella necessità, comunica l'amministrazione, saranno effettuati eventuali ritocchi. A San Biagio di Callalta invece il Comune ha lanciato un concorso per scegliere il logo che deve rappresentare i commercianti. Vediamo chi ha vinto. La mia intenzione era che il logo fosse immediatamente percepibile e rimanesse impresso anche con la sua semplicità. È Alice Salvador, archeologa di professione, la vincitrice del concorso per la realizzazione del logo che dovrà promuovere il distretto del commercio di San Biagio di Callalta. In una società in cui la comunicazione e l'immagine sono fondamentali, infatti, San Biagio ha scelto un logo identificativo capace di esprimere con immediatezza le caratteristiche del distretto del commercio per rilanciare e far conoscere le potenzialità dei negozi locali, con un bando che rivolgeva una particolare attenzione ai giovani e con un logo nel quale si riconoscano tutti i cittadini. Un'identità di valori che rispecchia da un lato l'imprenditoria, l'artigianato, il mondo del commercio, ma dall'altro lato la forte vocazione agricola che contraddistingue da sempre le terre di Callalta. Ecco perché abbiamo voluto proprio scegliere la terminologia terre. L'idea del logo è nata ragionando proprio sul titolo e sul concetto che il bando chiedeva di esprimere, ragionando sul territorio, il territorio stesso a livello proprio di terre e di conformazione, il fatto che è legato moltissimo all'agricoltura, per cui i colori richiamano assolutamente la natura e la terra. Un logo, insomma, che sarà una sorta di sigillo di garanzia per le attività commerciali e artigianali del comune trevigiano. Lo sport, prima di andare a Belluno, parliamo del rugby, la data è il 5 di aprile, è la data il giorno in cui il Benetton, qualificatosi agli ottavi di Champions Cup, prima compagine italiana nella storia, affronterà la prima sfida degli ottavi di Champions Cup, ma intanto c'è da pensare a domani sera perché c'è il ritorno del campionato prima della pausa delle 6 nazioni e i Leoni sono già in terra di Galles. Le ultime settimane abbiamo lavorato tanto sull'attacco, abbiamo parlato tanto di che possiamo fare qualcosa di meglio e penso che lo abbiamo fatto, quindi io come dici sono felice di questo e niente, penso che ancora abbiamo qualcosa da sistemare. Il segreto è non essere mai sazi e così, passata la sbornia per la storica qualificazione agli ottavi di Champions Cup, i Leoni, già a Swansea in Galles, sono pronti per la sfida contro gli Ospreys nell'ultima partita di United Rugby Championship prima della pausa per l'avvio del 6 Nazioni 2025. Importante mantenere la mentalità vincente vista contro la Rochelle in Coppa. E a proposito di Europa, sono state ufficializzate le date degli ottavi di finale. Gli uomini di coach Bortolami incontreranno i francesi del Castres Olympique sabato 5 aprile alle ore 16 in trasferta. Una partita secca, senza ritorno. Chi perde verrà eliminato dal prestigioso torneo. Ma prima di quell'appuntamento c'è la sfida in terra gallese, concentrazione massima sugli avversari. Sarà una partita molto fisica sicuramente, loro sono una squadra molto forte sul contatto, quindi dobbiamo mettere il focus lì, soprattutto il breakdown sarà una parte molto importante in questa partita e niente, poi dobbiamo prendere fiducia di quello che possiamo fare noi e mettere una grande prestazione in campo. Domani sera dunque la sfida del Benetton, noi andiamo nel bellunese.
Allora ripartiamo da Venezia, in realtà dal tavolo di oggi, dalla conferenza stampa in regione al Palazzo Balbi, per parlare dei tavoli di crisi aperti in Veneto, perché facciamo proprio un focus sulla situazione nel bellunese. Sono diversi i tavoli che stiamo affrontando e i settori sulle quali abbiamo attenzionato di più il nostro impegno, come ad esempio quello dell'automotive. È chiaro il riferimento dell'assessora regionale al lavoro Valeria Mantovan alla Edim di Setteville, a lato della conferenza stampa che ha presentato il bilancio di attività di Veneto Lavoro a Palazzo Balbi. C'è attesa tra i lavoratori dello stabilimento di Quero per la firma sull'accordo della cassa integrazione straordinaria atteso per domani al Ministero del Lavoro, accordo accolto con ottimismo dai sindacati a fronte delle prospettive inizialmente nefaste della chiusura dello stabilimento produttivo, ad oggi in perdita per €1 milione al mese. Solo uno dei diversi tavoli di lavoro attesi nel 2025 per la gestione delle ormai endemiche crisi industriali che ciclicamente imperversano nella provincia montana. Non più tardi di lunedì, nel cortile dello stabilimento di Trichiana della Ceramica Dolomite, l'azienda ha presentato ai lavoratori, di cui una buona parte assente in cassa integrazione, le prospettive per il rilancio della fabbrica, raddoppio della produzione, nuovi brevetti e diversificazione del prodotto, il cuore del piano industriale, ma il silenzio sull'identificazione delle fonti di finanziamento fa presagire una situazione quanto mai delicata. Per Ceramica Dolomite noi siamo in una fase di approfondimento e in capo alla struttura per la crisi inglese del MIMIT, che sta approfondendo con le parti e anche con noi le possibili soluzioni, e dovranno essere definite nei prossimi giorni. Ecco, siamo a una fase di necessaria svolta. Bisognerà entrare però nel concreto delle soluzioni. Siamo in una fase ancora di approfondimento, le soluzioni al momento non sono ancora definite. Nient'altro che un no comment invece alla domanda sullo stabilimento ex ACC di Limana, oggi Luve, dove dei 66 lavoratori impiegati nella produzione di scambiatori di calore a timbrare il cartellino all'uscita dello stabilimento di 45.000 metri quadri sono appena in 25 a settimana. Cassa integrazione straordinaria anche per i 300 dipendenti di Videndum a Villa Paiera. L'azienda si dichiara pronta all'investimento di 10 milioni di sterline per rilanciare il prodotto. Staremo a vedere. Quello che è certo è che gli stravolgimenti nel quadro geopolitico globale dei mercati, dei costi dell'energia e dei dazi impongono ad aziende ed enti pubblici politiche di rinnovamento tutt'altro che scontate. E ci dobbiamo confrontare con dei cambiamenti che non sono solo relativi alla Regione Veneto, ma sono relativi chiaramente all'Italia intera e anche all'Europa, se non addirittura al contesto globale. Insomma, sappiamo che siamo al centro di profonde trasformazioni digitali, ambientali e anche dal punto di vista degli equilibri geopolitici, per cui noi dobbiamo essere abili a interpretare questi cambiamenti e ad adattarci. La sanità è un'operazione da record, quella eseguita nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Agordo, intervento al femore per una paziente di 104 anni. Per la provincia di Belluno è un record, quello che vede protagonista di una storia a lieto fine un'anziana sulla soglia dei 104 anni. Elsa, il nome della signora di Roccapietro, appena operata per una frattura al collo del femore che ha richiesto l'installazione di una protesi cementata. Nonostante l'età non proprio giovanissima, grazie al sostegno dell'equipe guidata dal dottor Federico Botto, la signora ha ripreso a deambulare dopo solo 48 ore e sarà dimessa domani. Bisogna essere veloci nell'intervento, il paziente deve rimanere il minor tempo possibile sul letto operatorio, essere il meno aggressivi possibile, e quindi questo ce lo mettiamo noi. Poi dopo il paziente ci mette la forza di volontà, ci mette anche la genetica da parte sua, e le due cose messe assieme portano a un risultato di questo tipo. L'operazione all'ospedale di Agordo, dove questa mattina, alla presenza dei primari delle varie unità operative, la direzione ha tracciato il bilancio di attività del 2024. 14.000 accessi al pronto soccorso, 7% in più rispetto all'anno precedente, 1.300 ricoveri, più 4%, 53.000 prestazioni ambulatoriali, anch'esse in aumento assieme all'interventistica. Numeri che disegnano il quadro di una realtà ospedaliera viva e in evoluzione, nonché importante presidio ospedaliero a servizio delle terre alte. Un ospedale effettivamente molto vivo, vivace, con professionisti veramente in gamba e che, come dire, sta dando veramente un apporto importante alla sanità territoriale. Una squadra che da oggi potrà avvalersi delle competenze del nuovo primario facente funzioni della chirurgia, il dottor Federico Coppa, e di una nuova ambulanza che affiancherà il prezioso lavoro svolto dalle croci dei volontari a servizio del territorio, operativa nei fine settimana durante i mesi più intensi di luglio e agosto e nel periodo natalizio.
È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.